Pensiero del giorno, sabato 9 agosto. Custodire la bellezza del creato. Dio non ha creato solo noi, ma anche l'universo che ci circonda. Dobbiamo pensare che viviamo di tutto ciò che è fuori di noi, nella natura. Se respiriamo, respiriamo l'aria che ci circonda. Se mangiamo, mangiamo ciò che è fuori di noi. Se tocchiamo ciò che ci circonda, cioè tutte le cose create. Per questo proviamo questo amore profondo per la natura che è bellissimo. Ci farà comprendere meglio la nostra fede. Dato che siamo figli di Dio, cioè creati da Dio, creatore anche dell'universo, non possiamo fare del male a un albero o al mare. Ci sentiamo in qualche modo come San Francesco, fratelli e sorelle di tutti. Per San Francesco il cantico delle creature non era qualcosa di sentimentale o poetico, era una realtà teologica. Si sentiva veramente fratello di tutte le creature. Sabato 9 agosto. Custodire la bellezza del creato. Chiara Lubick, come un arcobaleno, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.